appuntamento della rassegna Venerdì Storia. È l'ultimo appuntamento degli speciali appuntamenti dedicati all'80° anniversario del rastrellamento del Grappa. A nome delle associazioni che organizzano nel tavolo con la Biblioteca Civica questa rassegna, ho il piacere di presentare questa sera una carissima amica e assidua collaboratrice della nostra sezione AMPI di Bassano del Grappa per moltissime iniziative, non solo di ricerca ma anche di didattica con le scuole, la dottoressa Sonia Residori. Di seguito ripercorrerò un profilo biografico e della sua attività di ricerca. Sonia Residori si è laureata in lettere e filosofia presso l'Università di Venezia con il professor Gaetano Cozzi, con una tesi su giudici, crimini e criminali a Vicenza, tra consolato e corte pretoria, secoli XVII-XVIII, e ha conseguito il dottorato di ricerca in studi storici, geografici e antropologici, corso di storia economica presso l'Università di Verona, con una tesi su Nessuno è rimasto ozioso, campi di concentramento e prigionieri austro-ungarici in Italia durante la Grande Guerra. Dopo essere stata per molti anni bibliotecaria del libro antico, settore manoscritti e archivio, attualmente svolge attività di docente a contratto presso l'Università degli Studi di Padova, tenendo il corso di introduzione alla demografia storica. Numerose e importanti sono state le sue pubblicazioni a tematica storica. Ne citiamo Donne in guerra, la quotidianità femminile nel Polesine nel secondo conflitto mondiale, editrice Minelliana, 1996. E poi il volume che è oggetto della conferenza di stasera, e poi diremo in che contesto, in che chiave di rivisitazione, che è una pietra miliare, un'assoluta pietra miliare nella storiografia sul rastrellamento del Grappa sviluppatasi da inizio anni 2000 in poi, e mi riferisco al lavoro Il massacro del Grappa, vittime e carnefici del rastrellamento, 27 settembre 1944, edizioni CR, datato 2007. E poi ancora tra le pubblicazioni significative Una legione in armi, L'attagliamento tra onore, fedeltà e sangue, editrice CR, 2013. L'ultima Valle, la resistenza in Valdastico, il massacro di Pedescala e 7K, 30 aprile 2 maggio 1945, editrice CR, 2015. Nessuno è rimasto ozioso, la prigionia in Italia durante la Grande Guerra, editrice Franco Angeli, 2019. E poi un volume di particolare interesse per la storia della resistenza vicentina, soprattutto per il contributo delle donne alla resistenza. Sovversive, ribelli e partigiane, le donne vicentine tra fascismo e resistenza, 1922-1945, editrice CR, 2021, che trovate esposto sul tavolo dei relatori, unitamente a un altro lavoro che io amo particolarmente citare e ricordare, la graphic novel, il fumetto Partigiani del Grappa, il rastrellamento nazifascista del settembre 1944. Se non erro, la presentazione di questo lavoro, edito da CR nel 2020, ha visto l'ultima presenza di Sonia qui presso la nostra biblioteca civica. Ah, è vero, c'è stato anche Sovversive, Ribelli, Partigiani, anche qua, la penultima. Perché ricordo questa tappa? Perché con le associazioni AMPI e 26 settembre in particolare, grazie alla forte volontà del compianto amico professor Vittorio Andolfatto, abbiamo sostenuto anche finanziariamente questo strumento, che è uno strumento di approccio alla storia della vicenda del Grappa, soprattutto per le giovani generazioni, e stiamo utilizzando anche per le scuole. Ma veniamo al tema della conferenza di stasera. Il titolo è significativo: Il massacro del Grappa, indagini in corso. Ripartiamo appunto dal volume del 2007 che vi ho poc'anzi citato, il quale ricostruisce il massacro perpetrato dai nazifascisti
nel corso del rastrellamento organizzato per annientare le formazioni partigiane operanti nella zona del Monte Grappa nel settembre 1944. Attraverso un uso attento delle fonti a disposizione, Sonia Residori giunge a una descrizione delle vicende e delle modalità relative alle uccisioni di partigiani e fiancheggiatori, o presunti tali, di ex prigionieri alleati, di ostaggi rastrellati nel corso delle operazioni. Il libro è la storia del rastrellamento del Grappa, che si risolse in un massacro di inermi, ma è anche la storia di una gigantesca menzogna e di un'enorme ingiustizia che conferiscono all'evento la fisionomia di una grande tragedia collettiva. Gli esecutori negarono ogni loro responsabilità, alcuni reparti non vennero neppure processati e alla fine nessuno scontò la pena per quanto aveva commesso. Le vittime, dopo l'ingiustizia del massacro, subirono l'ulteriore ingiustizia dell'assenza di giustizia. Questo il focus del volume del 2007, ripeto, una pietra miliare della storiografia sul rastrellamento del Grappa. A che punto siamo questa sera e perché Sonia è qui? Siamo in vista di una ripubblicazione, ecco, adesso, a distanza di 17 anni, che aggiornerà questo lavoro, lo aggiornerà alla luce dell'intensa e corposa attività di ricerca che negli ultimi anni Sonia ha condotto, in particolare sulle fonti archivistiche negli archivi esteri. Okay? Fonti archivistiche inglesi, fonti archivistiche tedesche. Vi dico solo che Sonia è rientrata giusto l'altro giorno da un ulteriore viaggio a Londra, sempre per corroborare ulteriormente l'attività di ricerca in vista di questa ripubblicazione, che quindi è in itinere. Scopo della serata è proprio parlare dello stato dell'arte, quindi indagini in corso e quali elementi anche di novità porterà questa ripubblicazione rispetto al lavoro originario del 2007. Ringrazio tutti i presenti e chiudo, prima di dare la parola a Sonia Residori, ricordando che questa è una settimana con un doppio appuntamento della rassegna, in quanto ci ritroveremo anche dopodomani, venerdì 11 ottobre, sempre qui in Sala Chilesotti, il Museo Civico, alle 17:30, per la conferenza con il professor Guido Franzinetti, Università del Piemonte Orientale, sul tema Le guerre di dissoluzione jugoslave 1991-2001. Grazie a tutti i presenti. Ah, scusa, ecco, no, non l'avevo acceso. Buonasera a tutti e ringrazio tantissimo Gianandrea che mi ha presentato con tutti come dire, le aureole, e ringrazio il Comune di Bassano e anche tutte le associazioni che mi hanno chiamato a parlare di questo mio lavoro in itinere, perché è il mio modo di dare un tributo alla memoria di questi ragazzi che sono morti tanti anni fa per la nostra libertà. E lo faccio nel modo che mi è più consueto, e cioè lavorare sempre in defessa sulle fonti, su quello che è l'archivio. So che qualcuno mi ha anche chiamato maestrina, qualcuno mi ha chiamato la secciona della classe, qualcuno mi ha definito in vari modi che non mi hanno assolutamente offeso, anzi me ne glorio, me ne vanto, perché tutto quello che esce è frutto di tanta fatica e per me va ben così, io la storia la concepisco, anzi meglio un ritorno alle fonti, perché deve sganciarsi dalla politica, deve smetterla la storia e gli storici, i giornalisti, di essere servi dei padroni. La storia deve essere rispettata per quella che è e non violentata ogni volta perché si ha una tesi precostituita da dimostrare. Quello è accaduto, non possiamo più farci niente, dobbiamo volgersi indietro e dire così è accaduto per poter poi vedere il presente cosa ci può dare. E allora questa sera vi dovrete assorbire una serie di documenti, perché il lavoro, allora io volevo ristampare, perché è andato esaurito
da parecchio, quel volume del rastrellamento del Grappa, il massacro del Grappa, che ho usato io questa parola per prima, anche se qualcuno mi aveva contestato, un mio collega, giustamente, lui mi dice: guarda che è sbagliato dire il massacro del Grappa, perché è durata parecchi giorni, ma non possiamo misurare il senso di una parola con la sequenza dei giorni, perché per esempio mi viene in mente il massacro di Hildesheim, scusatemi, Hildesheim in Germania, dove sono andati avanti a impiccare per 3 giorni e lo si chiama con quel nome lì. Quindi anche se è andato avanti una settimana, questo è il nome a cui si dà. Rastrellamento è riduttivo, non è l'operazione di rastrellare il territorio, non conclude tutta l'operazione Piave. Allora ho detto vabbè, adesso lo ristampo perché giustamente non c'è più neanche una copia. Guardate che costava originariamente 12 €, su eBay lo vendevano a 40, neanche fosse diventato oro, però nella ristampa mi sono accorta che in tutti questi anni io ho raccolto tantissimi documenti ovunque io andassi. Facevo ricerche varie, tematiche varie e vedevo il Grappa, raccoglievo e portavo a casa e quindi a un certo punto mi son trovata no, l'ho rifatto per metà questo volume. E soprattutto ho voluto, fare 2 appendici, una sui nomi nativi di coloro che sono stati uccisi e di coloro che sono stati deportati, perché abbiamo attualmente degli strumenti archivistici molto, importanti come l'Archives Aronsel della Croce Rossa Internazionale in internet, abbiamo la banca dati di tutti i partigiani in internet, insomma abbiamo diversi strumenti che giustamente ci possono aiutare. Ecco, anche l'immagine è cambiata, come vedete, non è un partigiano che è morto sul Grappa, però rappresenta per me quello che è stato il Grappa nel suo senso, come dire, nel suo significato più profondo. Quel ragazzo noi non lo vediamo, quindi è a simbolo di tutti gli uccisi del Grappa. E il titolo, che non ho riportato qui, perché m'è venuto in mente uno di questi giorni che avevo o quando avevo già messo ormai quello lì, che ci li accoppino i figli, è la frase detta dalla mamma di uno di loro, da Mattea Guidolin. Ehm, Lei vuol consegnare il figlio, vuole che si presenti, però ha un ripensa come un dubbio, no, che ci li accoppino i figli. Mh? Ecco, il rastrellamento del Grappa e la trappola mortale 20-28 settembre 44. Ecco, anche la data è stata pensata proprio dal primo giorno in cui il cannone tuona il 28 rimangono fuori quei 50 di cui non si sa il destino, che fra il 28 e il 29 settembre li hanno portati col camion, sembra che li abbiano ammazzati tutti, forse 31, forse 21, non si sa bene, ecco. L'ultima fase, forse la estenderò al 29 settembre perché ce n'è uno, adesso mi viene in mente, che viene ucciso anche il 29 di mattina. Quindi bisognerà che cambi la data qua nei miei appunti, ecco. Come vi ho detto, documenti non per interposta persona, quindi non fotocopie di altri, ma documenti originali, manoscritti oppure dattiloscritti. Ho limitato, allora alle fonti primarie, noi le chiamiamo così, che sono quelle d'archivio, sono quelle testimonianze direttamente in quei giorni o prese subito dopo la guerra. Ho tralasciato tutta la pubblicistica dopo gli anni '50 perché è fiorita a bizzeffe. Storici di professione, appassionati, cultori e quant'altro hanno dato alle stampe più non posso, cose di dubbia fattura, cose di pregevole fattura, però nessuno di loro andava più in archivio, perché andare in archivio costa fatica, bisogna anche saperlo fare, bisogna anche andare a trovare questi documenti, no, e quindi è andato a finire che si sono copiati l'uno con l'altro. Le fonti dicono vabbè, le fonti dicono quali fonti? Vi copiate a vicenda e che non si sa più chi ha ragione e chi ha torto.
E allora piazza pulita, mi spiace per alcune pubblicazioni che erano meritevoli, però ecco, ho tralasciato. Quando io dico fonti, se per caso vedete citato Joss, Pier Antonio Joss, che è stato uno storico ecclesiastico, non è che ho una simpatia particolare di Joss, di lui, è che lui ha dato alle stampe le relazioni dei parroci finita la guerra, che sono fonti primarie, perché nel 45 ciò che scrivevano questi parroci è indispensabile per capire. Ovvio che sono state pubblicate più tardi. Ecco. Una fonte che non ho utilizzato, ma che ho analizzato perché in futuro qualcuno non si sogni, perché qua la gente si sogna di notte le robe, di usare, è il famoso diario di Perillo. Facciamo chiarezza, così dopo non si può più ricorrere. Questo diario, vedete qui, è manoscritto, è contenuto nel processo di Firenze in cui Grossi Faldoni, manoscritto, solo che non c'è solo una calligrafia, ma ben 3 calligrafie. Questo diario manoscritto. Allora dentro il processo Perillo dice: ma io ho scritto solo fino a pagina, non mi ricordo più, 14 mi pare che sia la pagina precedente. Il resto non lo riconosco, ma d'altra parte sono annotazioni mie personali. L'ultima di queste scritture, ce ne sono anche più di 3, io ho riconosciuto la scrittura della Licia Naldi, la sua segretaria. Perché sia stato confezionato un diario del genere, io non riesco a trovare una motivazione. Ci sono particolari personali, familiari, lui sente la mancanza del figlio, ma poi ci sono anche nomi e cognomi di persone, corna a vicenda, ci sono nomi di spie o pseudospie, chi lo sa. Fatto sta che allora, incuriosita, sono andata ad analizzarlo e ha delle particolarità molto strane, e cioè, vediamo se l'ho messo, ecco, per esempio, lui registra, che è roba sua, lui dice che è sua, il 21 gennaio dice che gli inglesi sono sbarcati ad Anzio. Non è vero, gli inglesi sono sbarcati il 22, il giorno dopo. E infatti il 22 dice rimaniamo isolati fuori Roma. Quindi è un po' strana sta cosa, perché quando si scrive un diario uno è in ritardo e recupera, no, ma scrivere in anticipo non è mica tanto per la quale. Ma ancor più grave è quanto lui riporta sull'attacco ai partigiani di Frassinoro. Frassinoro è un piccolo comune dell'Appennino a 50 chilometri a sud di Sassuolo. Dovete sapere che il 20 gennaio il comandante Giovanni Rossi con i suoi uomini aveva occupato il paese, aveva distribuito il grano alla popolazione, bruciato le carte dell'archivio, eccetera. Perillo li attacca e addirittura riferisce dell'episodio che i partigiani stavano ballando con la popolazione. Solo che sbaglia data, perché lui lo registra il 20 di febbraio, ma per 7 pagine. Ma questo avvenimento è accaduto un mese prima, il 20 di gennaio, quando tra l'altro lui era ancora a Roma. Allora qua siamo in presenza di un falso, e del perché l'abbia confezionato io non ho idea. Questa è la prima copia. La seconda copia ce l'avete qua a Bassano del Grappa in biblioteca. È un dattilo scritto, un po' particolare, non so se si vede bene quello che c'è scritto, comunque ve lo racconto io. È un volume che Giuseppe Girardi, aveva trovato dove l'aveva trovato? In un giardino dei lupi, mi pare, insomma, qua in Viale Venezia, fra un mucchio di carte semibruciate, il 24 aprile del 45 sera, non appena i tedeschi erano partiti.
Allora lui pubblica una puntata su il giornale qui di Bassano, la voce del Brenta, però lo fermano subito, ci interessa, la magistratura interviene, gli sequestra il manoscritto. Allora Girardi pensa bene di copiarlo, perché dice se non ho l'originale almeno lo copio a macchina. Però perché aveva intenzione di pubblicare, poi aveva annunciato sul giornale che avrebbe pubblicato anche le altre puntate. Se non che si accorge che qualcuno è intervenuto e lo scrive anche in seconda pagina e dice che ecco, le sottolineature in inchiostro e certe correzioni del testo sono state apportate abusivamente da uno sconsiderato all'insaputa del copiatore. Ok? Allora, sì, lui dice che l'ha ripristinato a piedi pagina a lapis, a matita, però la realtà è che lui ha copiato. Diciamo che ha fatto una riduzione, non l'ha neanche copiato. Quindi abbiamo un diario falso, la copiatura di un diario falso approssimativa e qualcuno che ci ha anche corretto sopra. Capite anche voi che è un grande pasticcio, che a nessuno venga in mente di tirar fuori verità da queste carte d'archivio, perché è meglio che, ecco. L'unica, ci ho tenuto appunto a dirvelo. Poi ho anche, io adesso non vi racconto che cosa è stato il rastrellamento del Grappa, perché penso che lo sappiate già, lo abbiate già conosciuto nella sua, come dire, storia, no? Che viene accerchiato il massiccio del Grappa da queste truppe e viene, siccome i partigiani scappano, alla fine viene messa in atto questa trappola mortale, si sparge la voce che sarebbe stata data salva la vita, avrebbe avuto salva la vita chi si presentava, e invece sono state impiccati non solo 31 a Bassano, ma bensì oltre 200 persone sono state impiccate e fucilate. Ecco, io ho studiato anche le fotografie, io qua vi dico, come dire, delle cose che magari qualcuno non lo sa e che sarebbe ora anche chi imparare. Per esempio, questa fotografia che vedete, sono decenni che compare questa fotografia e sotto c'è scritto di tutto. Partigiano davanti al plotone di esecuzione, davanti al processo, c'è addirittura il nome del partigiano Ganz o Gonz, che Poiretto, lui è morto a Granezza, è uno degli autisti della Sper, no? Poiretto, quindi lui si chiamava Justus Friedrich e abitava in Feldstrasse 48 ad Amburgo. Allora diamogli un nome a sto povero Cristo, perché davvero è stato processato sul Grappa. Però non crediamo che sia una foto spontanea. Avete presente cos'è stato un rastrellamento? Cosa vuol dire scappare dagli spari, tra il fango, tra la pioggia che scende? Questo ha una camicia bella, linda, pulita. È pettinato che non ha neanche un capello fuori posto. Quindi è una foto ricostruita. È come quella dei viali dei martiri, sono foto scattate intenzionalmente per incutere terrore, perché l'idea iniziale era quella di distribuire queste foto tipo fotoricordo per paura. Vedete cosa succede a questi partigiani, cosa è accaduto? E così a questo povero, che era uno degli austriaci tedeschi che erano prigionieri più o meno con i partigiani e che viene fucilato. Ecco, un'altra delle cose, io vi parlo delle novità di queste cose, questi lavori miei. Sicuramente questi pseudo tribunali che sono stati allestiti perché una volta catturati i presentati o quelli che scendevano dal Grappa vengono in qualche modo
come si dice, giudicati, no? Io sinceramente ho sempre detto pseudo tribunali, li ho chiamati ufficio 1C, li ho chiamati in vario modo perché non ci potevo credere. In realtà sono davvero stati processati perché una adesso io non vi sto qua a leggere tutta sta solfa qui, c'erano diverse strumenti di legge che potevano garantire chi commetteva delle atrocità di guerra, perché guardate che non erano mica stupidi, sapevano quello che stavano facendo e naturalmente cercavano una protezione e l'hanno trovata tedeschi in questa procedura che viene chiamata l'istituzione degli Standgericht, no? Che sono tribunali, collegio di 3 militari, tipicamente 2 ufficiali e 1 soldato, di cui uno è un ufficiale comandante di unità che agiva e giudicava quelli che apparivano perché si poggiavano, scusate, su quella cosiddetta Kriegssonderverordnung, l'ordinanza speciale di diritto penale in tempo di guerra, che è del 38 e che contemplava per le spie e i franchi tiratori la condanna a morte, preceduta da questo sommario processo, di cui non faceva parte nessun italiano, neanche Perillo, neanche Passuello, tantomeno Passuello, ma solo personale tedesco, perché a loro era riservato solo quello che svolgeva la RSI, e cioè quello dei servitori, capite? Degli assistenti dei carnefici. Ecco, quindi anche questo. E io vado un po' veloce, dopo magari mi fate anche qualche domanda. Il conto dei morti. Io sono riuscita a recuperare un conteggio di cui renderò conto nel volume, fra i morti in combattimento e i morti fucilati e i morti impiccati. Non è esaustiva perché non ho avuto, mi dispiace dirlo, la collaborazione dei sindaci. Alle mie PEC, anche scritte dall'Università di Padova, non si sono degnati di rispondere. Né il sindaco di Solagna, né quello di Valbrenta, ben 3 volte il sindaco di Valbrenta. È necessario conoscere quanti sono i morti. E quindi io ho fatto tutto quello che era in mio potere, la palla aspetta, ognuno si assuma le sue responsabilità. Io il mio dovere l'ho fatto, loro no. Ecco. Quindi abbiamo il conto dei morti che è difficile da calcolare. Difficile perché abbiamo corpi senza nome e nomi senza corpo. Perché durante questa riesumazione, credo che l'unico verbale sia quello del comune di Bassano di riesumazione, però dopo che il riconoscimento dell'uno o dell'altro sia stato effettivamente quello è assai dubbio e atroce. Perché si cercava di riconoscere il proprio figlio da una fibbia, da una camicia, da una cintura, da un portafoglio, ma voi pensate che avessero l'armadio sul grappa? La camicia dell'uno lo racconta anche c'è una partigiana, vabbè in questo momento mi scappa il nome, la Gianna. Lei lo dice: io ramendavo e poi chi capitava capitava, cioè le camicie erano di tutti, i pantaloni di tutti, le cinture di tutti, quindi però a queste madri cosa si può dire? Cercavano chi avesse, guardate questa che è straziante. La sottoscritta Brion Angela, nata scusate che ci vedo poco, a Crespano, dichiara di aver visto il maglione del figlio Biasion Annibale fucilato in via Gherla, Crespano del Grappa, tra Treviso. Mi firmo Brian Angela. Ecco, quindi voi pensate se era davvero il maglione del proprio figliolo, però lei ha riconosciuto quello. Quindi la difficoltà, questi che veniva Carlo Garavelli che veniva da Bergamo, dal bergamasco, allora c'è un compagno
di fuga dal Grappa, che dice, Morgani dice: "Guarda, io mi son ferito", e suo figlio alla madre dice: "Guardi, era proprio, ferito gravemente al viso, alle spalle, è morto". Ma lei va a Cornuda, a Cornuda, è accompagnata dal parroco, va al cimitero dove ci sono le salme di questi ragazzi impiccati, che sono stati tumulati. Dagli oggetti personali appartenenti ai caduti, la signora Caravelli credette riconoscere una cinghia di cuoio che affermò essere di suo figlio. Però questa affermazione contrasta con la testimonianza del Morgani, del compagno di fuga, e quindi Garavelli è disperso, è dichiarato disperso, perché ci sono dei dispersi. Oppure Dionisio Bertoncello, che aveva 16 anni all'epoca, uscito di casa e mai più, non l'hanno più trovato, non si sa dove sia, forse uno degli ignoti di cui non si riesce a ricostruire. Ecco, anche questo rivenimento di cadavere a Rossano Veneto, ne spuntavano da tutte le parti. Ecco, le truppe tedesche sul Grappa, per carità, non voglio mica leggervi tutta sta cosa che se lo fa venire mal di pancia. Però, ecco, fra le truppe tedesche che hanno dato l'assalto al Grappa, quindi sul Grappa c'erano circa 1 migliaio, 1200 partigiani, e le truppe sono da quelle dell'aviazione a quelle della marina, l'Ost Battalion 263, che non è il battaglione degli ucraini nazisti, no, sono volontari provenienti dall'Europa dell'Est, in prevalenza russi e ucraini. Invece non è un battaglione di ucraini nazisti. Non so, le persone si mettono in testa strane idee. Sempre la Flak, per esempio, che aveva già molta esperienza anche nelle operazioni delle Wallstein, che sono quelle compiute nell'Appennino tosco-emiliano, il Corpo di Sicurezza Trentino, il CST, e poi la Polizia d'Ordine, insomma tante, no? Però non ci sono gli Alpenjäger. È un corpo che non è mai esistito nell'esercito tedesco, nell'esercito germanico. Certo, c'erano delle formazioni che specializzate nella guerra in montagna, ma si chiamavano Gebirgsjäger, perché in tedesco Gebirg sta per montagna. Ecco, quindi cacciatori di montagna non sono mai esistiti. Forse la mia amica Adriana Lotto ha trovato una formazione di Alpenjäger nel Trentino, nell'Alto Adige, ma come una formazione disarmata per il controllo, tipo vigili urbani, per il controllo, ma è proprio anche tra l'altro minima, ma non ci sono stati. Ecco. Poi il comandante. Il comandante lo dicono tutti i documenti. Il comandante è stato il generale SS Polizeiführer Karl Brunner e il colonnello Alois, dopo vi ricordatevi perché poi verrà fuori, Menschik, comandante dell'SS Polizeiregiment Bozen, cioè i Bozen, quelli di Via Rasella, i suonatori, i pensionati suonatori di strumenti del nostro presidente, ok? Ma non il colonnello Zimmermann, di cui non si hanno notizie certe, come vedete anche da questo documento, da questo fascicolo della Procura Militare della Repubblica, in cui non viene riconosciuto, ma ci sono pochissime notizie di questo. Le fonti non parlano di Zimmermann, ma sono concordi su Menschik e su Brunner. I reparti italiani, dall'attagliamento alle brigate nere, c'è un sacco di gente, li hanno mischiati per far numero alla squadra politica Ettore Muti, ai reparti della Flak, le Fiamme Bianche. Allora, non c'era la 10ª MAS, non ci sono documenti certi per dirlo, non c'era. Come non c'era la Santa Rosa, che è una marmellata, va bene? E la Monte Rosa era sull'arco alpino
e non sul Grappa in quel settembre del 44. Scusate, ma tanti errori in questo colpo solo non ne avevo mai sentiti così tanti. Ok. Inoltre, basta con queste 4 divisioni. Non ne avevano neanche in tutta Italia 4 divisioni i tedeschi. Il computo è stato fatto da Carlo Gentile, il professor Carlo Gentile, è emerito studioso di storia italiana e tedesca, sono circa 5.000 al massimo i tedeschi, a cui dobbiamo aggiungerci tutti gli italiani. Avete visto che mescolamento per riuscire a raggiungere i numeri? Al massimo erano dai 7 agli 8.000 aggressori, ok? Non dai 40 agli 80.000, neanche sulla linea gotica non c'era tutta quella gente, cioè capite? Basta. 4 divisioni solo nei sogni. Chiuso, scusate. La Baradan. Le brigate sul Grappa, anche queste, lo sappiamo, l'Italia libera, orientamento politico moderato, che poi si scissa in 2 parti. Scusate se io do per scontato che voi conosciate bene l'argomento. Se dopo ho tralasciato, chiedetemi che vi dico perché vi ho dato per scontato che conosciate già la storia del rastrellamento. Lei mi fa così con la testa. Ma Perillo e Passuello non sono neanche, poi scusi, preferisco parlare dei martiri, d'accordo? Dopo io le dirò, ma non mi interessano più di tanto. Siamo qui per ricordare gli impiccati e i fucilati. Non mi sono neanche tanto simpatici, né l'uno né l'altro, d'accordo? Mi scusi, ma abbia pazienza. L'Italia libera si divise in 2. Da un lato l'Italia libera Archeson e là il Campo Croce, una diretta da Pierotti il Maggiore e dall'altra da Vico Todesco. Poi abbiamo la Matteotti e abbiamo la Gramsci. La Gramsci con 2 battaglioni Montegrappa e Leonessa. La brigata Mazzini non è mai stata sul Grappa, ok? Per inciso. Una parte del mio libro l'ho dedicata a difendere la memoria di questa famiglia, dei Tedesco, perché a me interessano appunto quelli che hanno dato la loro vita per la mia e la nostra libertà. Lodovico Tedesco è rimasto con gli ultimi, non si è immolato. Quando hanno visto l'aggressione di queste truppe che assalivano il Grappa, è stato dato il si salvi chi può. I partigiani, come vi ho già detto, sono scesi, si sono salvati in grande parte. Lui ha fatto un'operazione che, a mio avviso, io la interpreto come è un'operazione militare che si fa ancora adesso. Chissà chi fa storia militare lo conosce, no? Un gruppo tiene a bada gli assalitori, quelli che stanno avanzando, per dare modo ai propri compagni di rifugiarsi, di ripararsi. Ed è questo che ha fatto lui. Solo che poi è stato detto che non è vero, che è morto in combattimento, medaglia d'argento proprio per questo suo gesto, e che è morto per sbaglio. Invece no, sia le fonti sia della tagliamento. Quindi chi l'ha ucciso ha scritto subito dopo, nel settembre del 44, noi abbiamo ucciso Lodovico Todesco e gli altri, sia i suoi compagni dicono che è morto in combattimento. Quindi c'è una coesione e una coerenza delle fonti che non si può, come dire, è certissimo il modo in cui è morto. Nel dopoguerra la giustizia come è andata? La giustizia nel dopoguerra appunto ha processato gli italiani come Passuello, Perillo e gli altri fascisti in diversi procedimenti. Non c'è stato solo il grande processo di Firenze, ma parecchi altri, perché Ettore Gallo aveva voluto che fosse diventata una colpa l'aver assistito
agevolato, aiutato il rastrellamento del Grappa. Perché? Perché finita la guerra non era più eroico aver partecipato al rastrellamento del Grappa, anzi era diventata la vergogna che era. Allora nessuno più era stato sul Grappa. Se erano stati sul Grappa, lo erano perché avevano fatto i cuochi, i sarti, gli infermieri, i lavapiatti, chi più e ne metta. Allora Ettore Gallo, che era un uomo molto intelligente e acuto, aveva fatto passare questa, come dire, questa prassi, che il partecipare al rastrellamento del Grappa, anche se nella più umile bisogna, cioè nel più umile compito, fosse o destinato a custodire i posti di blocco, doveva essere tenuto correo, corresponsabile del delitto di collaborazionismo e di aver massacrato tutti i partigiani. Quindi diventava un processo, è che i primi due che sono stati processati, che c'era come procuratore Ettore Gallo, sì, erano due, vabbè, avevano, insomma, se la sono cavata con poco. 7 anni e 2 mesi, 6 anni e 8 mesi, che poi però la Corte Suprema ha cassato perché il fatto non costituisce reato. E i fascisti tornarono in libertà. Quello che avete poi conosciuto, tutti questi liberati hanno trovato i fascicoli dentro a quello che viene chiamato armadio della vergogna a Palazzo Cesi, che è la sede della procura militare. Vedete questo? Menschik Alois, che sta per Luigi, diventa Alvis. E quando c'è dunque negli anni 50 viene istituito il procedimento, lo chiedono dal campo di concentramento di Rimini, di Afragola, ma non lo trovano perché Alvis non c'è. E alla fine il procuratore, il sostituto procuratore, archivia tutto il caso, tutto il fascicolo. Dice la richiesta del colonnello Menschik Alois, qua c'è scritto corretto, però dopo, fu inoltrato, però questa Procura Generale Militare non è in possesso di nessuna documentazione in merito a quello che lui aveva commesso e viene chiuso il fascicolo. Lo sapete, sono 536, se non sbaglio, ricordare il numero, i fascicoli dell'armadio della vergogna. Viene chiamato così impropriamente e per scaricarsi le coscienze. Per interpretare questo occultamento sono state prese in causa, sono state chiamate in causa da storici di chiara fama, anche sapete che la Germania era diventata un baluardo dell'Occidente nella guerra fredda in corso e poi era meglio non sollecitare le pretese degli altri stati, perché anche gli italiani parecchi erano stati chiesti come criminali di guerra e quindi è meglio archiviare. Ecco, questo è, eccolo qua, sì, che dopo nel 96 è stato, come vedete, è stato riaperto perché sapete che i fascicoli sono stati poi ridistribuiti alle varie procure nazionali. Ogni procura si è trovata con i fascicoli che erano stati seppelliti nell'armadio. Ma cosa hanno fatto? Li hanno richiusi un'altra volta. Questo di Menschik dice che, vista la richiesta del dottor Sergio Dini, con il seguente tenore: ritenuto che nonostante le ricerche compiute dall'Interpol non è stato individuato alcun soggetto a nome Menschik Alvis, ritenuto che, visto, chiede disporsi l'archiviazione. La data riportata è 10 settembre del 1997 ed è questo che io chiamo la seconda archiviazione.
Non c'è stato solo un armadio della vergogna, ma ce ne sono stati ben 2 che verranno fuori, perché non è mica il solo, non è solo Menšik. Purtroppo è anche questo, come Passuello e gli ignoti militari. Però Passuello nel frattempo era morto e allora non c'era più la persona accusata da processare. Anche il Comparini, scusate, il Comparini era morto, però vi ho portato all'attenzione questa sentenza del Comparini e ignoti fascisti, perché riguarda Alfredo Balestin. Alfredo Balestin è uno degli impiccati. C'è la denuncia del padre, Giovanni Balestin, che racconta di come il figlio fosse stato sottoposto per 3 giorni agli interrogatori, finché il 23 settembre lo portarono vicinissimi alla casa dove abitava e ad un gelso posto vicino all'oratorio di San Giuseppe in via Roma, alla presenza della madre obbligata ad assistere al macabro spettacolo, lo impiccarono, mentre la casa bruciava incendiata dai nazifascisti, un po' come hanno fatto con Ceccato, no? Nell'immenso dolore la madre dell'impiccato supplicava e piangeva, ma nulla valsero le sue lacrime. Le intimarono il silenzio puntando su di essa le armi. Del fatto ci sono testimoni oculari. A causa dell'incendio tutta la mobilia esistente in casa è andata perduta, una parte asportata, una parte bruciata, frumento, vestiario, biancheria, eccetera. E questo tutto fu asportato dai tedeschi e dalle brigate nere. Questo fu eseguito per ordine del comandante Comparini, che si trovava presente sulla scena. Bene, il fascicolo viene archiviato sempre da Sergio Dini, dal procuratore Sergio Dini, perché ritenuto che l'uccisione di Balestin Alfredo da parte dei militari nazifascisti nel settembre deve farsi inquadrare quale legittimo atto di guerra posto in essere nei confronti di soggetto privo della qualifica di legittimo belligerante ai sensi degli articoli, eccetera, eccetera, chiede di disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio, posto che gli illegittimi belligeranti, ai sensi dell'articolo 29 legge di guerra, non godevano della tutela propria dei prigionieri di guerra, ritenuto che la richiesta del pubblico ministero debba essere accolta per i motivi denunziati, che si adottano decreta di non doversi promuovere azione penale per i reati di qui sopra. Padova, 26 febbraio del 1997. Erano passati tanti anni, eppure ancora nel 1997 quel ragazzo non era degno, cioè avesse detto la giustificazione che Comparini era morto naturalmente, no? Avesse usato una motivazione diversa, ma lui, procuratore del militare dell'Italia repubblicana, nata dalla Resistenza, abbia usato queste parole, è molto grave. Per me è gravissimo di fronte al dolore di questa madre. Ecco. L'altro su cui ho fatto luce e che ritengo portare, perché mi piace di più, è L'amore spezzato di Dolores e della carabiniere Toniazzo. So che è molto conosciuto il foglio in cui lei racconta quello che le è capitato, e cioè del suo arresto da parte di Passuello, che arriva in auto e la cerca. Ecco perché ho preferito, perché ho trovato un fascicolo processuale in cui lei racconta per filo e per segno tutte le sue disavventure, e quindi si trova insieme nello stesso camion con i fratelli Chirco. Lei non sa che sono i fratelli Maglio e Giuseppe Chirco, lei sa che sono 2 fratelli veneziani e gli altri 2 loro amici, cioè Pio Ricci e Mario Gattoni. Lei non sa i nomi, ma ne parla, fanno il viaggio insieme. Poi prima di lasciare la caserma Reato rivede un suo ragazzo giovanissimo di 16 anni, Luigi Stefanin, Dido,
e lo lascia, e quando si presenta dice: "Noi non l'abbiamo ancora visto ritornare in paese", e naturalmente sarà fra gli ammazzati, infatti sarà uno degli impiccati. E siccome racconta con dovizia di particolari, e poi c'è il fratello di Toniazzo che insiste perché vogliono giustizia per i carabinieri uccisi alla Gherla, il ponte della Gherla, quello sapete che dove non c'erano nessuna notizia, e allora ho preferito allargarlo e ampliarlo, raccontare di come lei sia stata costretta. Lei aveva di fidanzato carabiniere su in montagna, e vedendo approssimarsi dal paese di Cavaso del Tomba, lei questa è la sua foto conosciuta, lei dice vuol cercare, non va a lavorare, lei lavora in municipio a Cavaso del Tomba e non va a lavorare, vuole andare in cerca. Nel frattempo Passuello va a casa sua, non la trova, però vede il ritratto, questo ritratto, se lo porta via perché va in giro per il paese col ritratto in cerca di questa ragazza. Alla fine la trova perché lei sta cercando il suo fidanzato e lui trova lei e la porta a Crespano, dove nel frattempo ha catturato il suo fidanzato, e lì si vedranno. E lei racconta le ultime cose, perché andando Passuello le ha fatto vedere uno dei carabinieri, di cui probabilmente ho identificato, un Francesco che era un loro amico, e gli dice: vedi cosa capita, e capiterà così anche al tuo fidanzato. E allora lei, appena vede il suo fidanzato, gli dice piano: sai che ho visto il corpo di lui, e sai che lo hanno ammazzato? Sì, sì, lo so, dice lui, stai zitta, stai zitta. Con tutti questi minimi particolari sono questi che a me interessano, cioè salvare dei grammi di vita di questi ragazzi. Mm? E lei la strattoneranno, poi la porteranno in caserma Reatto insieme con appunto i ragazzi veneziani, i 4, e lì la malmeranno perché vogliono sapere, perché lei portava, alle volte andava sul Grappa a trovare il suo fidanzato, e alle volte mandava qualcuno a portargli qualche lettera. All'epoca si usava a scriversi fra fidanzati e loro vogliono sapere chi era, vogliono i nomi, e lei non li fa. E allora lei con altre 3 ragazze verranno rasate, e rasate anche le sopracciglia. Poi con un cartello, queste sono le puttane che hanno dato le grazie ai ribelli, e sono fatte camminare per Bassano per circa un paio d'ore in centro. Poi vengono fatte tornare alla caserma Reatto e vengono liberate. Allora lei, quando viene liberata, li stanno impiccando. E lei racconta, perché è spaventatissima, vede i ragazzi che gli stanno impiccando, e si rifugia insieme con l'ostetrica, si rifugia in un'osteria e sta là perché non vuol vedere, ha paura, il terrore, e passa una notte. Poi il giorno dopo la ricerca del suo fidanzato per vedere se riesce a trovarlo, ma nel frattempo la sua mamma, che è tornata a casa, che era vedova la mamma, è alla ricerca di lei, che alla fine la ritrova. E lei dice: "Sì, io sono tornata, ma il mio fidanzato non c'era più, perché l'avevano ammazzato". Questo è il permesso rilasciato da Andorfer dentro la caserma Reatto, e questo è appunto Ferruccio Toniazzo e Guerino Ruini, 2 della Gherla. E questo è il procedimento a carico dei fascisti bassanesi, Zaupa, Toniolo Nino, Stevan, Piccoletto Miani, Miani Gigetto, e li raccontano i testimoni. Già all'epoca la gente aveva visto da dietro le finestre, e aveva visto che dopo averli fucilati, perché non c'erano ganci da impiccarli, cosa hanno fatto? Hanno tirato fuori tutti i documenti, li hanno messi su un muretto e li hanno bruciati. Ma raccontano anche una cosa strabiliante, che hanno fatto una danza di gioia, una macabra danza intorno ai cadaveri. Robe neanche, cioè io non l'avevo mai letto. E questo fa parte di questo fascicolo, che fa parte del secondo armadio, perché è stato chiuso pure questo, perché se vedete il procuratore Sergio Dini qualcosa gli starà fischiando in 'sto momento.
l'ha archiviato per i medesimi motivi. Eccolo qua. Allora dice: vista, eccetera, eccetera, ritenuto che non è stato neppure possibile identificare compiutamente, sapete adesso qua è nel 91, no, quindi erano passati anche 40 anni dalle testimonianze, 50, no, 40 e qualcosa. Dice, identificare compiutamente i soggetti che avrebbero preso parte all'eccidio di Gherla di Crespano del Grappa, la cui dinamica peraltro resta confusa. Ma cosa c'è di confuso? Che è chiaro come il sole, l'avevano raccontato come, no? Visto l'articolo bla bla bla, chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti e al proprio ufficio. Questo è il secondo, ecco, di cui tratterò dentro il mio volume. Non so, io mi fermerei anche qua, perché vedendo anche il signore che era un po', io questa è la mia traccia. Se lei ha domande o se voi, insomma, è rivolto a tutti, fatemele che io vi rispondo volentieri. Se volete che io tracci una sorta di riassunto di come è andato del rastreamento dell'operazione, lo faccio volentieri. No, no, ditemi. Forse è meglio se ha il microfono. Sì. Buonasera. Secondo lei quanto ha inciso il fatto che queste persone che sono rimaste impunite siano diventate nel tempo, tra virgolette, delle brave persone, cioè delle persone che si sono poi costruite una vita normale? Cioè non sono più stati i cattivi queste persone, ma sono state queste persone che hanno circondato il territorio, perché se non erro i ragazzi poco più che adolescenti sono stati impiccati da adolescenti ed era gente che è morta probabilmente anche 10, 20 anni fa, 30 anni fa, per cui poco tempo fa, e che ha vissuto anche in Bassano una vita onorevole. Quanto ha inciso questo del fatto che non siano stati impuniti? Allora, come esempio, può essere usato quello di un attore famoso, Giorgio Albertazzi. Lui c'era sicuramente ad assistere alle impiccagioni. Sicuramente la sua compagnia ha effettuato una parte molto, molto rilevante del massacro, perché una parte dei massacrati di Carpanè sono opera della Tagliamento. Poi quelli di Cimagrappa, di Cason di Meda. Lui ha vissuto una vita splendida, osannato, applaudito come un grande attore. Lui, ma non solo lui, anche gli altri, poi hanno dovuto mentire per condurre una vita normale, fra virgolette. Io non so se poi se ne sono dimenticati, ma a furia di dirsi io non c'ero, lui dice nel suo libro di memorie, Albertazzi: io i partigiani non li ho mai visti se non di schiena. Mm? Una menzogna, grande come una casa, ma non lo diceva a noi, lo diceva a se stesso. Per poterci credere deve averlo detto tutti i santi giorni. E a furia di crederci poi, investito nella parte, è diventato normale. Quella fetta, quella parte di orrore non era mai accaduto. Ma io mi sono domandata, per esempio, perché è accaduto che il 97, 91, negli anni 90, questo secondo armadio della vergogna? Perché abbiamo giustificato con la cortina di ferro della Germania, con i criminali che dovevamo dare noi, non aver processato loro? Ma non era vero. Io l'avevo detto già anche all'epoca che non era vero. È che non si vuole
reprimere un crimine di guerra. La guerra è un crimine, è fatta di tanti crimini di guerra. Non si può incitare gli uomini a uccidere. Quanto bravo sei, perché in tempo di guerra si capovolge il dettato, il dettame, il comandamento di non uccidere non vale più. No? Anzi, più uccidi, più bravo sei, più medaglie ti do, più eroe diventi, perché la vita umana non vale nulla. Finita la guerra, è un procuratore militare, come fa a giudicare i militari? Ma non sono solo gli italiani, perché noi vediamo solo quello che è nostro. Ma voi pensate, per esempio, appunto sono reduce da Londra, no? E l'anno scorso ho trascorso un mese ai National Archives, quest'anno una ventina di giorni. Ma perché voi pensate che gli inglesi abbiano condannato? No. Eppure hanno ammazzato un sacco di fascisti e tedeschi, di prigionieri di guerra indifesi. E l'articolo 29 della Convenzione di Ginevra, dove la mettiamo? Come mai? Non è solo una cosa italiana, un fatto italiano, ma anche gli inglesi, e sono convinta l'anno prossimo vorrò andare negli Stati Uniti, che per gli americani sarà la stessa cosa, perché è accaduto con il massacro di Mai Lai in Vietnam. Pur confessando di aver compiuto il massacro, i soldati statunitensi non sono stati puniti, perché lo Stato non può reprimere i guerrieri, cioè gli uomini, donne, devono essere sempre pronti, atti alla guerra, altrimenti avremo un mondo di pace. Ed è quello che io ho esaminato del perché in realtà questi uomini non sono stati perseguiti. Perché questo, dobbiamo dircelo in faccia, è vero, è questa la verità, non le cose, gli accordi internazionali. Capite? Quindi diventa tutto normale. Poi ci sono persone, io mi ricordo per TV tanti anni fa, l'unico fascista che Piero Sebastiani, il protagonista del volume è un volumetto, Tiro al piccione. Il libro è molto bello. Il film di Montaldo ancora più bello. E lui, intervistato in TV, non ricordo più in che programma, lui ha detto: io sto malissimo. È stato l'unico che ho sentito dire una cosa del genere. Se io avessi saputo che quello che io stavo facendo aveva prolungato anche di un solo giorno la vita dei campi di concentramento, io mi sarei ammazzato, ma io non lo sapevo. Ero uno giovane stupido che credeva a quello che gli venivano detto ed ero un ribelle che non stava, come dire, non era in pace con se stesso. Ma è stato l'unico, perché tutti gli altri, io non c'ero, se c'ero dormivo, non sapevo, io credevo andare a fare una gita, no, ma io avevo familiari a casa, poi mi sono nascosto, cioè le scuse più inimmaginabili, e infatti nel volume le esamino anche queste scuse che vengono adottate. Perché? Perché dire ai propri familiari, ai propri vicini, sono stato un criminale di guerra perché ho ammazzato, ho stuprato, che è un altro capitolo, sono gli stupri delle donne sul Grappa, no? Che è stato poco affrontato perché erano ritrose, perché si vergognavano, perché era stato veramente un disastro, perché dove andavano le donne? Avevano i mariti, i fidanzati, i fratelli, i papà sul Grappa, è chiaro che c'erano là, no? E poi quelli dell'attagliamento li hanno presi. C'è stata una testimonianza di una moglie che chiaramente è stata violentata, ma lei non riesce proprio a dirlo, di una sofferenza a leggere questa testimonianza che ti squarcia lo stomaco, perché immagini il dolore di questa ragazza, no? Questa giovane ragazza, probabilmente anche bella, che l'hanno presa mentre andava sul Grappa, magari andava a dire al suo marito scappa, scappa, e invece hanno preso lei. Quindi come è stato possibile? Ecco come è stato possibile, mentendo a se stesso e agli altri, per cercare anche di ricostruire da un lato
quando si parla di amnistia Togliatti, no? Tutta colpa dell'amnistia Togliatti, quando poi in realtà ce ne sono state una decina, non perché mi sia simpatico Togliatti, cioè, intendiamoci, ma ce ne sono state una decina, quindi dire, ho sentito con le mie orecchie dire, se non ci fosse stata l'amnistia Togliatti avremmo potuto ammazzare tutti i fascisti. No, no, non è andata così. Ce ne sono state una decina di amnistie, l'ultima è quella di De Gasperi del 53-54, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, ma è uno di questi. Perché? Ma eravamo un paese ridotto in macerie. I bambini stavano morendo di fame, ma letteralmente stava scomparendo una generazione di bambini che non aveva da mangiare e non aveva di coprirsi. Se noi al nord eravamo messi male, voi non avete idea. Guardate alcune foto. C'è Frank Cappa che segue l'esercito statunitense, no? Ci sono alcune foto, sapete, fatte al seguito dell'esercito americano, ma se voi invece di guardare l'esercito di soldati americani, guardate lo sfondo che è la nostra Italia, il nostro paese, vi domandate se quello è il terzo mondo o se è l'Italia meridionale. Proprio. E quindi i nostri politici, che sicuramente quelli usciti dalla guerra avevano uno stomaco così, che ci hanno tirato fuori da quello che era veramente un disastro immane in cui ci ha consegnato il fascismo, questa guerra, non potevano pensare, dovevano chiudere le faide, dovevano chiudere per poter andare avanti, per poter creare una generazione, per poter garantirci la pace che ancora adesso stiamo godendo noi. Forse alle volte, immeritatamente stiamo godendoci di questa pace e di questa libertà, perché non facciamo nulla per difenderli questi valori. Vabbè, scusate. No. Ci sono altre domande? Prego. Signora, le devo dire che ho assistito a parecchie conferenze su questo tema, ma la passione che lei mostra non l'ho mai sentita mai. Come le ho detto all'inizio, mio zio e zio di mia sorella aveva 17 anni quando è stato impiccato in Viale dei Martiri, e le cose che abbiamo sentito stasera ci confermano che la giustizia non è stata fatta e non sarà fatta. E ho maturato la convinzione che durante la guerra vale tutto da una parte e dall'altra, e generalmente vale a maggior ragione dopo, se il vincitore è una potenza internazionale mondiale, perché la giustizia questa sera abbiamo avuto una conferma che non c'è. L'unica giustizia in cui possiamo sperare è nella giustizia della ricerca che le persone come lei ed altri stanno facendo, e nella giustizia che potranno trovare i lettori quando leggeranno il suo libro ed altri libri, sperando che possano comprendere quello che veramente è accaduto. Grazie signora per la passione che ci mette, e veda di campare 1000 anni se può. Grazie, grazie. C'è qualche altro che desidera porre domande? Passuello diceva: la parola in tempo di guerra, la parola d'onore in tempo di guerra val meno di niente. Questo lo diceva, lo ha detto in tribunale. No. Allora, guardi, io come dice la mia passione, però lei ha davanti una che i documenti se li mangia. A Natale, Pasqua e a Capodanno, mattina, sera e pomeriggio, ok? Ho letto tutti i procedimenti, tutti. Infatti la mia laurea è proprio in giudici crimini e criminali, no?
avevo pensato anche di fare una storia della giustizia del dopoguerra, la Corte d'Assise straordinaria. Voi sapete che finita la guerra è stata istituita non per processare il fascismo, cioè hanno processato i crimini di guerra. Se anche uno aveva militato nella Guardia Nazionale Repubblicana, era stato fascista, iscritto al PFR, non aveva importanza. Infatti sono tutti crimini, in tutte le latitudini sono crimini di guerra quelli che sono processati. Però ho preferito, c'è solo in internet, se volete, si intitola La pelle del diavolo. La pelle del diavolo, perché era troppo imbarazzante. Quando mi trovavo, cioè dovevo leggere le testimonianze, c'erano madri, sorelle, figlie di uomini uccisi, e dall'altra parte c'erano partigiani, ma anche partigiani compagni, e dall'altra parte c'erano partigiani che difendevano i fascisti. In situazioni addirittura ho trovato perfino Bertozzi, no? Il braccio destro di Valerio Borghese, 10ª Mas, e lui è il comandante, ma Bertozzi faceva tutto il resto perché Borghese aveva troppo da fare con i servizi segreti. Era lui che attuava la repressione. Allora, accuse, denunce di torture subite, ma torture impossibili da inventare, ritrattate in sede di secondo appello. Ma allora, ma anche persone come colui che aveva, era presidente del Partito Comunista Vicentino, cioè voglio dire, persone anche hanno cambiato la versione. No, sì, mi ha dato, in realtà Passuello, perché uno era Passuello e questo è vabbè, mi sta scappando il nome adesso, è una marea di nomi, lui dice sì, subito mi ha tanto pestato con la cinghia, mi ha tolto la pelle, descrive, no? E dopo dice no, non è tanto vero, mi ha dato 2 ceffoni di Passuello. Quindi perché cambia? Perché cambiano tutti? Allora ci deve essere qualcosa di più allora, io parto dal presupposto che chi mi ha preceduto erano uomini che hanno patito una guerra, hanno patito una dittatura, non erano stupidi. Se sono arrivati deve essere successo qualcosa, non possono essere stati tutti comprati o dai soldi o dai preti, capito? Ci deve essere stato qualcosa che noi umilmente non capiamo. Noi nati con la seggiola calda e il piatto caldo davanti, forse dobbiamo sforzarci di capire, e devo ancora riuscire a capire, io ammetto i miei limiti, devo ancora capire cosa c'è stato. Però vedere partigiani, persone che hanno sofferto da un lato, che si scagliano contro gli altri, oppure viene presa una spia, il famoso Liccini, che era un partigiano, preso, parla e diventa un traditore. E vedere i partigiani, amici suoi, che si schierano da una parte e si azzuffano in tribunale, allora mi sono detta no, non mi interessa più a questo punto stabilire cosa, come, forse lo farà magari mio figlio, mia figlia, capirà cosa è successo, però io no, non so farlo e sono proprio in imbarazzo, le dico. Prima lei ha fatto una stima di soldati tedeschi e soldati italiani presenti. Non so se si sente bene, lo sto tenendo bene? Ok. Ecco, esistono stime anche approssimative di quanti partigiani c'erano sul Grappa, giusto per capire quanto dispari erano le forze in campo? No, no. Guarda, l'estate partigiana è proprio famosa per essere estate. Allora, tutti pensano che gli alleati ci mettano
2 minuti a sfondare la linea gotica e invece erano ancora fermi a Cassino. La guerra è sempre difficile da calcolare, i calcoli sono stati fatti sbagliati e comunque questi ragazzi non ne potevano più. Carabinieri che sono andati, guarda, Angelo Valle che viene ucciso a Carpanè insieme con la moglie, Angelo Bosio, sono andati sul Grappa, scusate, Angelo Valle viene preso dai partigiani perché poi deve essere usato nello scambio, ma Angelo Bosio viene preso oppure va lo stesso in agosto. Ci sono molti che pensano sul Grappa era diventata una zona franca, vivevano liberamente, potevano parlare, ridere, potevano sfogarsi, dirne 4 a chi stava sopra senza correre il rischio di venire uccisi, maledire tutte come si sentivano. Poi il numero è stato anche molto alterato dal fatto che appena vedono arrivare i camion del rastrellamento, tutti scappano, perché già si immaginavano che qualcosa, no? Ai vari paesi avevano già provato cosa significava vedere arrivare i camion pieni di questa soldataglia. E quindi dicevano, beh, vado sul Grappa, trovo un riparo. In molti hanno creduto che il Grappa fosse invincibile. Chissà quanto ci metteranno prima di aver ragione delle nostre forze. In realtà si calcola circa 1000-1200 a spanne e male armati, perché naturalmente tutti quelli che arrivavano su non potevano avere armi. Alcuni non era neanche prudente, per esempio molto discussi sono coloro in aprile del 44 viene bombardata Treviso e le bombe centrano proprio il carcere. Allora ci si può immaginare quando viene colpito un carcere scappano tutti, scappano sia i politici sia quelli presi innocenti ma anche i delinquenti, perché se noi abbiamo un tasso di delinquenza, poniamo 10% in tempo di pace, voi potete ben immaginare quando tutto è lecito, dal rubare all'uccidere, la criminalità va almeno al 30, va 3 volte, no? La facilità di rubare, di non essere presi. E poi chi comandava? Comandava i tedeschi, comandavano i fascisti, comandavano magari i partigiani, perché nelle zone come questa del Grappa ci sono anche processi ai ladri che pensavano di poter rubare impunemente, perché una delle, come dire, delle difficoltà più grosse che avevano i partigiani era quella di distinguersi dai crassatori, dagli assassini, dai volgari delinquenti di strada. Era facile dire datemi il bue, datemi i soldi, datemi il latte, datemi il formaggio, vi rilascio un buono. Ma una firma, cosa ne sapeva il povero contadino che quella era la firma autentica? E quindi li arrestavano e li processavano e ci sono stati anche degli uccisi, perché non c'erano tante galere, carceri, i partigiani sono guerriglia, guerra irregolare che non ha possibilità di far tanti prigionieri. Quindi ecco, sì, direi che le stime sono tra i 5 e i 7.000, verso i 7.000, scusate, dai 7 agli 8.000 gli assalitori e 1.200 i partigiani, però non tutti armati, e gli armati non ho proprio idea di quanti fossero. Ecco, se qualche altro intervento, rapidamente, dobbiamo avviarci a concludere. Altri rapidi interventi o rapide domande? No, allora chiudiamo. Grazie Sonia. Il libro uscirà per aprile, ecco, perché visto che non sono riuscita per l'80°,
che non sono stata bene, ho avuto problemi di salute, e allora la data migliore sembrava aprile, per i primi di aprile, insomma, per il 25esimo. Allora, tanto complimenti. Io volevo una prima per mio papà che ha 94 anni ed è stato un testimone, credo ormai l'ultimo testimone oculare del rastrellamento del Grappa. Tedesco Giacomo, lui era un malgaro più grande di 6 fratelli, adesso è rimasto lui e la sorella, gli hanno incendiato la casa, è stata una cosa che... Mi fate scrivere.